Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. 5 scafisti, 3 bengalesi e 2 sudanesi sbarcati in 2 approdi il 26 dicembre scorso a Lampedusa sono stati fermati dalla polizia per associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata, tortura e sequestro di persona a scopo di estorsione. Alcuni migranti avrebbero denunciato le violenze subite nella safe house libiche per tutto il tempo della loro permanenza. Una sequenza esplosiva di intensità maggiore a quella ordinaria dell'area craterica centro-meridionale di Stromboli è stata registrata poco dopo le 10 di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Il fenomeno ha provocato il lancio di materiale piroclastico, la cui ricaduta ha interessato la terrazza craterica e la parte alta della sciara del fuoco. Il report di Legambiente Malaria di città a cambio di passo Cercasi sulla qualità di aria in base all'emissione di biossido di azoto riserva a 2 città siciliane un posto in classifica. Palermo e Catania si piazzano nel 2022 tra le prime 12 città italiane più inquinate a causa dello smog su 94 prese in considerazione. Nella settimana dal 20 al 26 gennaio in Sicilia si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi di coronavirus rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 13,7%. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.